Una sorta di buono spesa da 100 euro per chi ha una media di voti superiore al 9, soldi consegnati nel corso di una serata cosiddetta delle eccellenze. L'istituto Scalcerle in questo modo è convinto di premiare gli studenti più bravi, di sostenere la meritocrazia e nega ci siano problemi di alcun tipo tra gli studenti, nessuna competizione fuori controllo, anzi una sana concorrenza. La rete degli studenti medi del Veneto però non ci sta. Ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che supporta questa riscola del merito, una scuola in cui i migliori, quelli che raggiungono degli standard di eccellenza, vengono premiati, tutti gli altri sono lo scarto, quello che un giorno o l'altro farà qualcosa nella vita, ma di certo non come gli altri. Il pericolo, secondo gli studenti medi, è quello che le disuguaglianze si amplifichino invece che ridursi e poi anche le conseguenze negative sul fisico e sulla mente dei ragazzi. Come pericolo penso che basti purtroppo guardare i casi di cronaca e vedere quante studentesse e quanti studenti sono portati a gesti estremi a causa dello stress, dell'ansia alla prestazione e di aspettative che una persona qualunque normale spesso non può raggiungere. Per una classifica di questo tipo, infatti, secondo gli oppositori del progetto, non conta solo l'impegno, ma il contesto in cui lo studente vive, che non è uguale per tutti. Non sarà uguale la possibilità di raggiungere un voto alto di uno studente che tornato a casa deve lavorare, deve occuparsi della famiglia, che non ha la disponibilità economica di pagarsi i trasporti e i libri di testo, invece comparata a quella di uno studente che ha tutta una serie di agevolazioni economiche diverse. Un esempio? Chi ha una famiglia che gli consente di fare solo quello, concentrandosi sullo studio, e chi invece fa anche dell'altro per mantenersi. Intanto anche alcune scuole medie padovane puntano incentivi per le gite di istruzione basati sulla media dei voti. La polemica è appena iniziata.